so. Ci illumini la via? La casa è verso di qua. Oggi siamo in un boschetto un po' particolare, poi la Sabina vi metterà il link dell'indagine precedente, perché in quella direzione lì c'è la casa dell'impiccato. Infatti per quello vi dicevo, poi la Sabina vi metterà il link dell'indagine precedentemente fatta in questa zona. Qui c'è un boschetto un po' particolare che già a suo tempo, quando eravamo usciti per fare la pausa, ci metteva un po' di inquietudine. Nelle indagini ci sono stati degli EVP dove dicevano sono fuori, attenzione fuori. Oggi siamo ritornati qui. Io circa una settimana fa ho fatto un sogno un po' particolare, strano. Ero proprio in questa posizione qui e, a prescindere, non ci siamo mai stati noi qui. E mi sono visto sdraiato per terra, sapevo di essere morto, però non ero io, mi medesimavo in quella persona lì sdraiata. C'era una ragazza, la quale mi aveva ucciso, non chiedetemi perché, ma è stata lei, che era inginocchiata, e io vedevo proprio questi alberi fatti così. Ma li avevi già visti? No, non li avevo visti io questi. E avevo visto gli alberi in questa posizione proprio, perché ero proprio disteso qui, lei era in ginocchio vicino a me, alla mia destra, e sono venuti due a soccorrere, ma non tanto a vedere cosa era successo, suoi due fratelli. Poi da lì è cambiato completamente il sogno, però proprio il posto è questo, con questi alberi. E quindi, amici, siamo ritornati in questo boschetto un po' lugubre, come potete vedere, a verificare se c'è qualche entità, qualcuno che vuole parlare con noi. Buona visione e venite con noi in questa nuova indagine. Ciao ciao. Ciao, ciao. I fratelli sono venuti fuori dalla casa. I fratelli? Io l'ho visti come scendere da qua, perché proprio qua, forse ero qui, perché vedevo sotto sì alberi qua, e lì c'è la casa dell'impiccato. Ma dalla casa non vai nel boschetto? No, perché c'è tutta la sterpaglia. Ah, sì? Sì. Che c'è? Sì, c'è quasi rumore. Che dopo magari ci sono anche insetti, cose varie. Ma insetti adesso... Visto che li ho visti che venivano giù da di qua, mettiamo due strumenti qui e vediamo se interagiscono. Dove sei tu? Ah, hanno sentito il rumore. Dove? Qua. Ma che tipo di rumore? Toc. Ma non tipo sui rami, un passo. Un passo? No. Un toc, ma boh. Magari c'è la strada. Boh. Sensazioni, Dario? Ma rispetto all'altra volta, tranquille. Sì, è vero. Tu? Io. Sì, tutti e due.
Cioè quando siamo Io usciti... sento dei piccolissimi rumori, che sicuramente è la vegetazione, però Sì, anch'io Sempre dietro. sento dei piccoli rumori, infatti prima ho detto "Shh", perché comunque sentivo cose oltre a noi, però magari saranno foglioline che cadono. vabbè, anche insetti che corrono. Meglio dell'altra volta. Sì, molto più tranquillo rispetto all'altra volta che siamo venuti a fare l'indagine in casa, che comunque è lì, a casa, è dietro sto albero qua. Quando siamo usciti ero molto irrequieto, invece qui adesso in questo momento è tranquillo. Non so voi cosa dite, ma Non so. prima di tutto ci presentiamo, io sono Dario, Io Chiara? Io Sabina. forse già ci conoscete, noi siamo stati qui un po' di tempo fa. Avete voglia di parlare con noi come l'altra volta? Lì c'è una cosa, quel strumento nero che fa una lucetta verde. Lo potete toccare per cortesia o farlo cadere? Io una settimana fa circa ho fatto un sogno un po' particolare, mi trovavo sdraiato all'incirca lì dietro la Chiara. C'era una ragazza ginocchiata alla mia destra, che sono convinto al 100% che lei mi avesse ucciso, non so il motivo, se è stato un incidente, se l'ha voluto, ed era lì inginocchiata vicino alla mia spalla. Dopo un po' sono arrivati due fratelli, però sono arrivati dall'alto. Me lo confermate? Me lo potete confermare con quello strumento lì. Quello si chiama K2, così almeno sapete di cosa stiamo parlando. Se lo toccate e vi avvicinate, cambia di intensità, fa altri colori, non fa nulla, però dà a noi la possibilità di capire che ci siete e ci state ascoltando. O se volete muovere un ramo, delle foglie, fallo anche cadere, non è un problema. Tutto muoversi di là io. Come se lo di qua. Di là però come delle foglie. Prova a chiedere se la ragazza si chiamava Letizia. La ragazza si chiamava Letizia. Ci sono dei rumori tipo dei passi. Non so dove siamo fermi. Ma noi siamo fermi. Ma dei passi sull'erba dovresti sentire come un rumore di foglie, no? Sì, infatti. Però li sento cadenzati. A passo, magari stanno arrivando. Letizia, sei tu? Avevi i capelli neri a caschetto, un po' lunghi verso le spalle, tutti pari. Io ti ho vista così. Ci puoi toccare quello strumento lì, per favore? Il K2, così viene chiamato. Se vuoi puoi interagire anche con gli strumenti che abbiamo in mano io e Chiara. Con questi, guarda. Uno e una 2. Qui è morto un ragazzo, un uomo. Ce lo potete dire illuminando gli strumenti, per favore? Siete con la giacca, sì? Cosa? Tipo quando... Ora ferma lei, la stavo inquadrando. Perché?
Hai sentito? Sento rumori vicino a lei. Infatti io prima vi ho detto che ho sentito cose dietro le mie spalle, però Ma dietro, quindi dietro qui volete che torniamo indietro? no, qua io sento uno che cammina. Gira il coso di là, No, ti giuro. sento di più di qua io. Di solito sì, ma adesso ho sentito come dei passi. Magari dobbiamo tornare un po' indietro. Aspetta che provo. Magari stanno venendo qua. Qua zero. È stato un momento e poi basta, però li ho sentiti. Di qua li sento. Non è che stanno girando intorno? E beh, Mm? ci state studiando, state capendo chi siamo? Siamo dei ricercatori, siamo venuti qui per parlare con voi, se ne avete voglia. Parlare o comunque interagire con tutta la strumentazione che abbiamo in mano. Lo volete fare? Se ci dobbiamo spostare, ce lo potete dire? Potete parlare anche ai nostri microfoni o fate un rumore un po' più forte nella direzione in cui dobbiamo andare. Chi è che mi tocca la videocamera? Nessuno. Cosa ti sei sentito toccare? Fare così. Ero così, sentivo qualcosa che faceva così. Poi adesso non lo fa. Lo vedo comunque dall'immagine se si muove così. Sì, ma si vede anche dal video che fa lui. Ma non stavo guardando perché ero lì, ero messo così. No, ma io. Sì, ma vedi se la dico, videocamera- dico, Ah, beh. se vedo che fai così, capisco che ti hanno mosso la videocamera. Sì. Mi fai cadere quello strumento lì, il K2 che... No, c'è qualcuno qui. Avete sentito? Sì, Sembra ma io non l'ho tipo sentito di delle qua, l'ho ali. sentito di qua. Io lo sento dietro. Dietro l'ho sentito. Però sembra tipo No. delle ali di un uccello. No. No. No? Io ho sentito tipo la portiera di una macchina. A me sembra tipo un uccello che fa Sì, una cosa del genere, ma non era un uccello. Mi ha tirato. Anche a me. Anche a te? Sì. Non so perché.